Signor Presidente, signore del Tribunale, è molto difficile fare un intervento dopo la puntuale e amplissima requisitoria del collega. Mi limiterò pertanto a prendere alcuni punti che sono già stati in parte trattati per approfondirli, svilupparli o comunque introdurre ulteriori elementi e considerazioni. E parto subito dall'ultimo argomento di tipo giuridico. Condivido in toto tutto quello che è stato detto circa l'interpretazione, la corretta lettura, anche costituzionalmente orientata, delle norme, sia della legge Merlin e a maggior ragione del 600 bis. Vorrei peraltro ricordare che da come è stata ricostruita la complessa vicenda e i meccanismi interni di funzionamento di questo gruppo di persone, emerge chiaramente che se questo sistema era in qualche modo orientato verso un cliente principale, non ne escludeva a priori degli altri. Non è, per così dire, l'amante privata che uno foraggia, riempie di regali, eccetera, e che resta però l'amante privata. Qui è un sistema che ha una potenzialità anche nei confronti di altri soggetti e ne abbiamo una prova concreta nel fatto che lo stesso nelle descrizioni di alcune testimoni si parla di interazioni sessuali a cui partecipava, per esempio, lo stesso Fede. Quindi questo questo non esclude, anche se non ve ne è assolutamente la prova, che questo tipo di prestazioni potesse, ove il dominus ne avesse dato l'autorizzazione, rivolgersi anche ad altre persone. Quindi io credo che anche da questo punto di vista siano stati violati gli interessi tutelati dalle norme. Veniamo alla ricostruzione dei fatti. Come dicevo, è stato praticamente detto tutto, ma vorrei, in conclusione di questo dibattimento, rilevare come la vicenda processuale che ci interessa è sostanzialmente partita nel luglio del 2010 con una comunicazione da parte dell'ufficio della divisione anticrimini della Questura di Milano da un lato e di un commissariato dall'altro, rivolto tra l'altro a due pubblici ministeri diversi che sono poi quelli che oggi rappresentano l'accusa, dicevo, e in particolare la notizia criminis si sviluppa, almeno inizialmente, sulle dichiarazioni di El Mahroug Karima. Io preferisco chiamarla Karima che non Ruby, perché mi sembra che il nome Ruby sia un nome sostanzialmente evocativo della attività a cui la povera ragazza è stata destinata. Allora, dicevo, le dichiarazioni di Ruby sono un torrente in piena che trasporta di tutto, trasporta sicuramente del materiale prezioso,
ed è evidente che è materiale prezioso perché quello che poi è seguito ha evidenziato la fondatezza di una serie di spunti investigativi che nascevano proprio dalle dichiarazioni di Rubi. Trasporta anche del materiale meno prezioso. Fuori di metafora ci sono delle affermazioni assolutamente infondate che, come è stato detto, non vanno minimamente sottaciute, sono state evidenziate anche in sede di esame della ragazza. Si tratta di capire qual è stata in qualche modo la logica che ha presieduto al racconto di Karima. A me spiace francamente che in questo dibattimento, credo a differenza dell'altro, non sia stato possibile acquisire nell'integralità tutte le dichiarazioni rese dalla ragazza. Esatto. Come? Non avete pensato il consenso? No, all'inizio. Comunque non si interrompe la discussione. No, ma apprezzo perché ci troviamo sulla stessa posizione. Dicevo, la mancanza negli atti del dibattimento del racconto di Karima non consente di cogliere quelle sfumature che certamente la lettura sotto forma di contestazione non consente. C'è un racconto spontaneo, quello del 6 di luglio, fatto tra l'altro personalmente a chi vi parla in questo momento. È un racconto dolorosissimo, nel quale a un certo punto la ragazza scoppia in un pianto disperato, e non è finzione, è inutile nascondersi, in un pianto disperato, esclamando a un certo punto: che vergogna. Allora, questo tipo di espressione, che è una forma, se vogliamo, ai confini fra la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale, tipica tra l'altro proprio delle dichiarazioni dei minori, dicevo, ci aiuta anche a capire il modo di procedere di Karima. E cioè, la ragazza viene sentita una prima volta dall'ispettore Ceccarelli parlando sostanzialmente di problematiche di natura minorile. Viene sentita il 6 di luglio e parla esclusivamente dei suoi percorsi prima del suo arrivo a Milano, quindi di tutta la sua vicenda familiare soffertissima, eccetera, e poi delle persone che ha incrociato nella sua venuta a Milano con una evidente reticenza, e cioè lei racconta sempre situazioni di prostituzione in cui però lei non fa assolutamente nulla. Ecco la lettura che si può dare di questo atteggiamento. Ruby non è una simulatrice, è una, se vogliamo, una dissimulatrice, cioè ha paura di dire la verità perché è una verità troppo brutta. E questo
spiega anche come di fronte a delle persone che sono nei suoi confronti accoglienti, perché è indubbio che si è creato un rapporto di empatia rispetto a questa ragazza. Ha detto giustamente prima il dottor San Germano, era minorenne con un'età mentale probabilmente inferiore a quello della sua età anagrafica, non superiore. Cioè, se tu la guardi puoi anche pensare che abbia un'età superiore, ma la senti parlare 2 minuti, dico 2 minuti, e ti accorgi che è una ragazzina sofferente, profondamente sofferente. Ed allora si spiegano tante cose. Si spiega il fatto che Ruby non abbia, nelle poche, purtroppo non sono state 32, audizioni che abbiamo effettuato, e cioè dopo il 6, il 22 di luglio e poi il 3 d'agosto divisa in 2 verbali diverse, diciamo, non abbia potuto raccontare tutto quello che le era successo. Io credo che questa reticenza, questa dissimulazione, abbia una precisa lettura, è in quel che vergogna. Cioè di fronte a delle persone autorevoli e che si pongono con lei in modo sostanzialmente comprensivo ed accogliente, fosse molto difficile presentarsi come una giovane prostituta, o per usare un termine fortunatamente espunto dal nostro sistema normativo, come minore moralmente corrotto. Questa è la lettura che viene da dare alle dissimulazioni di Ruby. E ce n'è, per così dire, un riscontro negativo, e cioè quando Ruby viene sentita, credo che anche queste parti siano state lette sotto forma di contestazione, Ruby, senza ovviamente dire che aveva avuto rapporti sessuali con l'organizzatore del sistema, Ruby dice che della sua vicenda, di quello che accadeva ad Arcore, ne aveva parlato con una sola persona, Caterina Pasquino. Con Caterina Pasquino è molto più facile aprirsi che con l'assistente sociale Giallongo, che è una specie di mamma comprensiva ma comunque autoritaria e autorevole, e ancor meno con un giudice. Ruby ha capito perfettamente che chi le stava di fronte era un giudice. E quindi viene del tutto logico pensare che le esternazioni di Ruby con la Pasquino, che si collocano nello stesso periodo, grosso modo, qualche settimana prima forse, siano molto più ampie da un punto di vista, diciamo, contenutistico reale. Il verbale della Pasquino, che poi è stato utilizzato per le contestazioni, ma che nella sostanza è stato confermato, era che nella parte che ci interessa maggiormente è che lei diceva di essere molto amica del Presidente del Consiglio Berlusconi, con il quale, a suo dire,
è stata spesso a casa del Premier, dove ha cenato, ballato e fatto sesso con lui, il quale le dava molto denaro. La Pasquino, sentita in dibattimento, non ha negato la veridicità dell'affermazione, ha detto che parlava in tono ironico. Questo mi sembra che sia la terminologia utilizzata dalla Pasquino. Ma che cosa vuol dire? E poi naturalmente la Pasquino ha detto che lei non le aveva creduto. Benissimo. Probabilmente chiunque di noi, se si trova una ragazzina di 17 anni che dice sono andato a letto col Presidente della Repubblica, dice io sono andato con il Papa, però non... Consiglio. Pardon. A questo punto però non la connotazione ironica o qualche risolino che possa essere stato in qualche modo esternato in quella circostanza non ci dice assolutamente nulla sulla veridicità dell'affermazione, anche perché tutto il resto è ampiamente provato. È stata spesso a casa del Premier, e lo sappiamo, 7 volte, con pernottamenti, ha sicuramente cenato in quelle occasioni, ha sicuramente ballato perché la prima e la seconda fase delle cene erano, direi, un rito costante, e ha sicuramente preso molto denaro. Quindi quello che ha detto sinteticamente la Pasquino è tutto ampiamente riscontrato. Resta quel fatto sesso. Io credo però che questa affermazione sia assolutamente credibile proprio per il contesto in cui la rivelazione è fatta. È fatta nei confronti di una persona che non faceva una vita molto diversa da Ruby, e si sa che noi lo vediamo continuamente nelle vicende che riguardano i minori hanno difficoltà a confidarsi con il genitore, se esiste, con l'insegnante autoritario, con l'educatore. È più facile per loro confidarsi con il compagno di sventura. E la Pasquino sostanzialmente è una compagna di sventura. È una persona che sicuramente non è idonea a tutelarla, anzi, entrano immediatamente in rotta di collisione. Ecco, questo però mi sembra un dato importante per affermare che le rivelazioni di Ruby, anche se a persone diverse dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ci sono state e sono credibili per tutte le considerazioni che poi sono state ampiamente sviluppate dal dottor San Germano nella ricostruzione delle cene di Arcore. Vorrei fare un'altra considerazione che sviluppa un tema già toccato dal dottor San Germano. La famosa lettera contenuta, o memoria contenuta nel computer di Ruby e sequestrata in occasione della perquisizione del 14 gennaio del 2011, in cui Ruby, qui con una certa furbizia, perché la vergogna certamente c'è, ma c'è anche l'elemento della furbizia, è una ragazza intelligente che in qualche modo ha cercato
di portare a casa dei risultati concreti della sua triste esperienza. Orbene, qui Ruby fa una specie di sintesi, potremmo dire proprio ad usum delfini, di quello che era successo, senza alcun riferimento naturalmente a onorevoli, di quello che era successo davanti al pubblico ministero, con qualche sconto, perché forse era troppo pesante ammettere, per esempio, che lei aveva detto chiaramente che il Presidente era stato nella seconda cena, nella seconda serata, era stato informato della sua età reale. E questo perché? Perché evidentemente aveva paura. Qui non è un problema di vergogna sicuramente, qui è un problema di paura nei confronti delle persone nelle cui mani si trova completamente in balia. E c'è questo singolare vuoto. Conobbi Nicole Minetti probabilmente non si ricordava il nome del locale in cui l'aveva incontrata. Poi il discorso prosegue: così ridendo gli raccontai la verità sulla mia vita, ma qui il soggetto sembra non essere più Nicole Minetti, ma Mora, perché poi dice: Mora si arrabbiò molto e la sua prima reazione fu di mandarmi via dall'agenzia. Dopo 2 giorni mi chiamò per venirmi a prendere. Io mi aspettavo un rimprovero e invece mi disse che voleva prendermi in affidamento. Allora, questo sviluppo un po' sincopato, che va quindi in qualche modo interpretato, ci dice ancora una volta che Mora ben presto venne informato della minore età di Ruby, come d'altronde la ragazza ha dichiarato in fase di indagine, così come la stessa affermazione ha fatto, ed è stato oggetto anche di contestazione, per quanto riguarda Nicole Minetti. Quindi tutte e 3 le persone, anche a prescindere dallo stretto collegamento che le caratterizza, per cui a me basterebbe sapere che l'ha detto a una sola di esse per poter sostenere che lo sapevano tutti, e avete notato anche la diffusività delle notizie all'interno dell'ambiente, girano con la velocità della luce. Dicevo, qui abbiamo la prova invece che in positivo è stata comunicata l'età, e quindi la consapevolezza da parte degli odierni imputati, e qui non ci interessa assolutamente quella che poteva essere la conoscenza da parte dell'imputato in reato connesso, dicevo, la consapevolezza da parte degli odierni imputati era piena, senza alcuno sconto. Dicevo, tornando alla natura dei rapporti con l'imputato in reato connesso, il dottor San Germano ha già riferito dell'intercettazione telefonica che riguarda la Facchineri, la conversazione fra Facchineri e Risso.
E qui ci sono alcune considerazioni, secondo me, integrative da fare. Innanzitutto, Rissa sbaglia di un mese, diciamo, la datazione dei fatti. Quando Risso si manifesta estremamente turbato, possiamo dire tranquillamente sconvolto, e dice: qui ci sono dei pezzi da 90 e siamo solo a gennaio del 2010. Noi sappiamo che nel gennaio del 2010, e credo che nessuno possa affermare il contrario, non era ancora successo nulla. Se noi leggiamo correttamente i fatti sostituendo a gennaio febbraio, possiamo immaginare che cosa avesse fino a quel momento raccontato Ruby. Cioè Ruby ha sostanzialmente raccontato fino a quel momento il primo incontro, quello del 14 febbraio. E il Risso è sconvolto perché ci sono per l'appunto i pezzi da 90. Pezzi da 90 che noi sappiamo, conosciamo e che abbiamo pienamente individuato. C'è lo spezzone successivo di conversazione in cui si parla di scene hard con il P, poi si blocca con la persona. Anche qua non è difficile effettuare una estrapolazione da queste affermazioni. E qui si parla di scene hard con la persona riferito a Ruby. Quindi io non credo che Risso potesse essere sconvolto da un racconto di Bunga Bunga, anche perché, mi sia consentito, ma nel suo locale al Bicocca non è che ci fossero scene molto, come dire, caste. Quindi per turbare un Risso non basta un Bunga Bunga, ci vuole qualcosa di più. Ci vogliono le scene hard con il P, e cioè ci vuole la terza fase delle serate. Questo è sostanzialmente la lettura che a me sembra non puramente ipotetica, ma l'unica lettura possibile di quella intercettazione. E naturalmente in sede di dibattimento il Tribunale si ricorderà la sofferenza della Facchineri nel ricostruire questo racconto. Mi pare ci sia stata anche qui una scena di pianto, in cui però la Facchineri tenta di sostenere che lei non ha mai più saputo e non ha mai avuto più l'occasione di sapere che cosa significava effettivamente quella affermazione che le era stata fatta per telefono, e ha fatto menzione di una rottura dei rapporti. Orbene, è smentita, e le è stato fatto presente, dalle stesse intercettazioni da cui risulta che pochi giorni dopo per telefono lo chiamava amore. Non erano due persone in rottura. Io non voglio qui lanciarmi in ipotesi che i rapporti fra i due continuino in altro modo, però certamente non è una rottura. Quella che c'è stata, almeno all'epoca, fra la Facchineri e il Risso non era una rottura, quindi la Facchineri probabilmente sapeva esattamente il resto del racconto.
Vorrei fare una considerazione ad adiuvandum di quello che è già stato detto sulle due ragazze Ambra e Chiara a proposito della loro credibilità. Con due considerazioni che mi sembra non siano state fatte. Innanzitutto dalle intercettazioni telefoniche risulta una conversazione. Non chiedetemi, io non sono così bravo come il dottor San Germano che è corredato con numeri, rit, ora e minuto della conversazione. Mi baso esclusivamente sulla mia memoria. Ma c'è una conversazione in cui a un certo punto Fede, parlando con Ambra, dice che Chiara non è adatta, non va bene per quello che per restare in quel giro. E insomma accampa in qualche modo delle scuse per emarginare Chiara. Orbene, questo è un formidabile riscontro alla verità del racconto delle ragazze e in particolare di Chiara Danese. Chiara Danese, l'abbiamo vista tutti, è una ragazzina timida, che è evidentemente un pesce fuor d'acqua in un ambiente che orgiastico, un'orgia bacchica, quale quella che si verificava nelle sale di Arcore. Quindi il fatto che Fede abbia detto tu non sei adatta o lei non è adatta ci dà un ulteriore riscontro alla veridicità di quello che la ragazza ha detto. Ma anche per Ambra, anche se Fede non ha fatto la stessa considerazione, per Ambra c'è un altro aspetto che io ho trovato molto ingenuo nel suo racconto. Io credo che ci sono degli aspetti di natura proprio personale che si colgono non solo attraverso le parole ma anche attraverso le espressioni del volto delle persone. Quando Ambra racconta lo striptease della Minetti, disse che lei era rimasta in qualche modo sconvolta perché era la prima volta che vedeva una donna nuda. Ora, è difficile che una persona si inventi un particolare di questo genere se questo particolare non risponde ad una effettività di quello che è stata la sua esperienza. Quindi anche se Ambra ha avuto sicuramente più di Chiara esperienze anche negative legate alla sua condizione familiare, anche Ambra era una ragazza estremamente semplice che ha preso subito le distanze da quel mondo. In qualche modo, riflettendo ancora sulle dichiarazioni di Ruby, voi avete ragione che io sono stanca, perché sennò le urla arrivavano. Oggi sono troppo buone,
Dicevo, con la frusta, prego. il processo è partito da Ruby, da Karima, e si è concluso con la audizione di Karima. Karima, in questa ultima audizione, ha naturalmente cercato di, con delle risposte assolutamente banalizzanti, di porre nel nulla non solo tutto quello che aveva dichiarato a verbale, ma soprattutto quello che era emerso dalle intercettazioni telefoniche. E questo mi riporta ad una considerazione che si fa spesso rispetto alle ritrattazioni dei minori. E cioè che quando si fa la valutazione, Karima è oggi maggiorenne, ma solo da un punto di vista anagrafico, perché si è portata dietro tutte le problematiche minorili che si sono, per così dire, addensate fin dalla più tenera età. Quindi possiamo utilizzare nei suoi confronti alcuni criteri di valutazione tipica delle dichiarazioni dei minori. E un aspetto che a mio giudizio è estremamente interessante è la differenza fra la spontaneità del racconto in positivo quando viene fatto rispetto a quello della ritrattazione, che è un racconto rigido, coartato, ripetitivo, meccanico, dicevo, delle cavolate. Tutte le volte che le si facevano delle domande su affermazioni dette, su affermazioni fatte, erano cavolate. Cioè delle risposte fatte con il ciclostile, senza alcuna contestualizzazione, vorrei quasi dire senza neanche uno sforzo per convincere l'interlocutore. E d'altronde quel poco che ha detto Karima comunque evidenzia un contesto che non è quello che è stato descritto invece dalle testi smaccatamente false, e cioè vengono fuori ragazze sensuali ed ammiccanti che non hanno nulla a che fare con le famose cene eleganti che inizialmente si era cercato di contrabbandare come caratteristica di quelle serate. In qualche modo diciamo che con questa piccola concessione Karima abbia cercato in qualche modo di salvare la propria dignità. Questa è la mia personale opinione. Vorrei ancora ricordare un aspetto che è stato in parte trattato dal collega, quando ha detto che la scena della statuetta maschile introdotta nella serata a cui hanno partecipato Ambra e Chiara ha trovato pieno riscontro in affermazioni di persone sicuramente più vicine agli imputati che non alle odierne parti lese, quando hanno cercato di banalizzarla. Sostanzialmente sì, era una statuetta così, ma senza nulla. Anche qui è un racconto stereotipato che stride fortemente invece con la spontaneità e
con la freschezza del racconto di Ambra e Chiara rispetto a queste interazioni sessuali con la statuetta. Cioè, mi verrebbe quasi da immaginarmi una specie di filmato, no? Della scena riveduta e corretta secondo gli altri partecipanti, secondo il blocco dichiarativo avverso. Scusate, non l'ho ancora imparata a memoria. Dicevo, è ridicolo, rasenta il ridicolo. Immaginatevi quella scena secondo il blocco dichiarativo avverso. È assolutamente ridicolo, ma non ridicola perché è ridicola la statuetta, è il modo in cui viene raccontata che è assolutamente non credibile. E se non bastasse, quando la Barizonte ha parlato di questo episodio, naturalmente allineandosi sul blocco dichiarativo avverso, ha determinato uno spontaneo moto di indignazione, vorrei dire, da parte di Ambra Battilana, che interrogata immediatamente dal tribunale, ha dichiarato che un particolare, anche questo, che è difficile inventarsi lì sul momento, nessuno io l'avrebbe mai potuto tirar fuori se non ci fosse stata la dichiarazione della Barizonte, quando ha affermato che questa persona aveva effettuato quelle interazioni sessuali con il Priapo un po' riluttante, perché la Barizonte aveva manifestato opzioni sessuali di tipo diverso. Sono affermazioni spontanee che hanno una freschezza e una ricchezza che contrastano completamente con il carattere stereotipato delle versioni del blocco dichiarativo avverso. E ancora, spigolando sempre nelle dichiarazioni del blocco dichiarativo avverso, rilevo per esempio che la Visan parla di Spogliarelli. E questo è un dato obiettivo che conferma la natura di quelle interazioni. E la Visan si spinge oltre quando, riferendosi a Nicole Minetti, dice che la Nicole Minetti parlava male di Ruby. Questo è riscontrato. Abbiamo le intercettazioni telefoniche, anche se riferite a un periodo successivo, ma c'è un piccolo particolare, e cioè che la Nicole Minetti diceva che Ruby era una puttana. Questo, è il termine testuale utilizzato. Ora, un termine di questo genere in quell'ambiente non viene dato invano, cioè anche depurato dalla sua carica offensiva, fa riferimento ad attività sessuali a pagamento, perché evidentemente Nicole Minetti sapeva non solo perfettamente che quello che faceva Ruby all'interno del circuito di Arcore, ma sapeva da dove veniva Ruby e quale era poi stata probabilmente la sua successiva destinazione.
Ecco, quindi è un'affermazione che ancora una volta ci dice che la ragazza nella sua sventura si è prostituita. Le telefonate con la Iriarte sono inequivoche, non lasciano ombra di dubbio. Vorrei fare un'ultima considerazione. Che riguarda anche la valutazione prognostica nei confronti degli attuali imputati, parliamo di questi imputati, ed è le conversazioni intercorse fra Flavio Briatore, Lele Mora e Daniela Santanchè. Ma Briatore parla con Mora per dire dove si trova. È un breve messaggio che però ci dice una cosa importante, che Briatore e Mora sono in contatto e in rapporto di amicizia fra di loro. Il grosso della conversazione, invece, la vera conversazione è fra Briatore e la Santanchè, legati da un rapporto di confidenza, di amicizia, e quindi che consente loro di non nascondere quello che sanno su certe vicende. E Briatore fa innanzitutto delle considerazioni critiche nei confronti di Fede, evidentemente sulla base di confidenze di prima mano ricevute proprio dai diretti interessati, e dice: con tutti i soldi che lui gli ha fatto guadagnare è indecente, sottinteso quello che ha fatto. Fede si è comportato molto male con ... perché lui era in estrema difficoltà e l'altro gli ha preso il 50% della somma. E la interlocutrice commenta: che gentaglia. Orbene, sono fatti che, come il dottor San Germano ha ampiamente dimostrato, non sono assolutamente estranei alle nostre imputazioni, proprio perché la percezione di quelle somme era in qualche modo legata alle attività di intermediazione poste in essere dai soggetti. E anche la successiva conversazione è estremamente inquietante, direi ancora più inquietante, perché che cosa ci dice Briatore, sempre parlando con la stessa interlocutrice? Siamo nelle mani di Dio, perché ieri sera o l'altra sera io ho saputo che c'era stata un'altra grande festa. Stiamo parlando di una conversazione che risale all'aprile, mi sembra, scusate, controllo la data esatta, 7 aprile del 2011. C'è stata una grande festa. Questo qui è malato, ma io quando gli parlavo glielo dicevo: Presidente, ma lascia sperdere, perché lui è malato, Daniela, ha ragione Veronica, è malato, perché se uno è normale non fa ste robe qui. Adesso Lele, che gli continua a portare, a organizzare questo, è persino in imbarazzo lui, e lui dice: ma io che
puntini puntini devo fare? Ecco, questo, e poi vanno avanti e alla richiesta ma sei sicuro che ha ripreso? Risposta al 100%. Ebbene, e credo di poter con questo concludere, che questo riferimento alla signora Veronica, che noi sappiamo chi sia e che giustamente non è mai stata sentita nell'ambito di questa vicenda processuale, cosa significa aveva ragione Veronica? La signora Lario, così come noi la conosciamo, anche se il suo cognome è diverso, nel 2009, molto prima che emergessero i fatti di cui noi ci occupiamo, ebbe a fare una dichiarazione che poi è stata ampiamente ripresa dai giornali, in cui, spiegando i motivi per cui decideva di effettuare una separazione per lei dolorosa, diceva che per la sua dignità non poteva tollerare un sistema in cui le vergini venivano date in pasto al drago. Questo sostanzialmente. E aggiunge per la loro ambizione e per i loro interessi. Orbene, in questo processo sono state tenute è un dato correttamente fuori tutte le implicazioni. Signor Presidente, è un dato storico sì, io la invito, ricavabile da qualunque giornale che il Tribunale per definizione non legge. E comunque io dico che in sintesi quello che è emerso comprova l'esistenza di un sistema, come è stato ampiamente dimostrato, che giustifica le richieste che ora leggo, sol che trovi il foglio. Chiedo, ritenuta la penale responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati in contestazione, ritenuta la continuazione fra gli stessi, considerato più grave il delitto di cui agli articoli 81 capoverso 110, 600 bis, comma primo, codice penale, in considerazione del minimo edittale previsto dalla norma in raffronto al delitto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 58 numero 75, si condanni ciascun imputato alla pena della reclusione di anni 7 ed euro 35.000 di multa così suddivisi. Anni 6 di reclusione per l'articolo 600 bis, minimo edittale, anni 1 di reclusione quale continuazione ad applicarsi per la condotta contestata al capo 1 della rubrica, di cui mesi 6 di continuazione esterna e mesi 6 di continuazione interna. Si condannino inoltre gli imputati alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici ai sensi dell'articolo 29 codice penale, nonché la interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private, per come previsto dall'articolo 600 septies, secondo comma, codice penale.